Cari amici, bentrovati, mi trovo a Calatafimi Segesta e sono stato ospite del corso di lingua siciliana che qui si svolge ogni settimana. Ecco, vedete, sono in compagnia con dei corsisti, ecco, ai quali chiedo subito come mai avete partecipato a questo corso, cosa vi ha spinto alla partecipazione a questo corso di lingua siciliana. Ma in realtà è stato tutto abbastanza casuale. Quando Rosario ci ha proposto il referente dell'associazione Tipiche che ha promosso questo corso, quando ce l'ha proposto in un gruppo che abbiamo assieme, devo dire la verità, l'avevo scambiato per uno scherzo e quindi non ho dato nessuna importanza. Poi lui mi ha spiegato di che cosa si trattava e anche in quel caso l'avevo preso sotto gamba. Poi alla fine avevo dato l'adesione e ho deciso di partecipare. Devo dire la verità, devo ringraziare il nostro professore Giuseppe Gerbino, che sin dalla prima lezione è riuscito ad emozionarci e a riportare alla luce degli interessi personali. Nel mio caso io ho fatto degli studi di linguistica e mi sono resa conto che il siciliano anche che parliamo presenta una stratificazione storico-linguistica interessantissima e penso che sia gravissimo che ne abbiamo perso la consapevolezza. E proprio stasera abbiamo visto già che nel pronunciare il pronome io nelle varie parti della Sicilia si scopre che ognuno lo pronuncia a seconda della dominazione che è stata più significativa in quel territorio, dallo ie al camese che ha qualcosa di francese, io trapanese spagnolo, insomma tutta una serie di sollecitazioni culturali che ci permettono non solo di capire meglio la nostra lingua, ma di riappropriarci delle radici del nostro territorio. Sì, come non essere d'accordo su quello che stai dicendo. Il siciliano ha un patrimonio lessicale così vasto che bisognerebbe effettivamente conoscere per apprezzarlo sempre di più. Ecco, un altro corsista che sta partecipando a questo corso, una tua sensazione? La sensazione di consapevolezza dell'identità siciliana, questo mi ha colpito molto. E nel secondo incontro con Fonso Genchi ho acquisito un altro simbolo della nostra identità, la lingua, che è qualcosa che noi non consideriamo come simbolo della nostra regione. Pensiamo alla bandiera, alla trinacria, ma la lingua non è considerata per noi un simbolo, e con questo corso già ho preso questa consapevolezza, più identità. Questo che dice è importantissimo. Nel 1970 Ignazio Buttitta scriveva l'Uddialetto: un popolo quando ci arroba una lingua addutata di paci è perso per sempre. Quindi con questa frase poetica di Ignazio Buttitta io vi saluto e vi ringrazio. Ecco, sono, cari amici, in compagnia di Rosario Vivona, che è un componente dell'associazione Tipiche Sensazioni. Lui è il promotore del corso di lingua siciliana che si sta svolgendo qui a Calatafimi Segesta. Come mai questa idea di questo corso di lingua siciliana? Come mai Peppe Gerbino come docente? E come mai Calatafimi Segesta? Allora, il corso nasce proprio perché la missione dell'associazione Tipiche è proprio quella di promuovere la cultura siciliana in tutte le sue sfaccettature. Noi spesso siamo stati chiamati a parlare di enogastronomia, di territorio, di arte, di spettacolo, di villaggio delle tradizioni. E ora, grazie anche all'amicizia con il professore Gerbino, che è un amante della lingua siciliana e dell'amicizia che ci lega da vecchia data, abbiamo intrapreso questo progetto che ne discutiamo da anni. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo a disposizione una bella sala, biblioteca comunale, che è il posto prediletto per questo scopo. Abbiamo dei corsisti che sono interessati, quasi 30 persone che sono interessate, abbiamo tanta voglia e tanto entusiasmo. Grazie Rosario, sì, io ho partecipato come ospite e vi assicuro che ho visto veramente tante persone tra i corsisti molto interessati alla materia. Questo ovviamente a noi che amiamo la cultura siciliana e la lingua siciliana ci fa molto piacere.
Cari amici, adesso sono con Giuseppe Gerbino, molti di voi lo conoscono, è un poeta di Castellammare del Golfo, ma un cultore della lingua siciliana. Peppe, terza lezione stasera di corso di lingua siciliana, ecco, che tipo di interesse riscontri tra i tuoi allievi? Tanto ciao Nino, grazie. L'interesse hanno un grande interesse e quindi questo mi sprona ancora di più. Il target è elevato perché abbiamo persone veramente di cultura e quindi mi portano a un confronto veramente importante. Sono felice perché appunto vedo che si riscopre la nostra sicilianità, la nostra identità anche attraverso la lingua, si conosce anche la storia attraverso la lingua e quindi penso che sia un'opportunità per me, per i corsisti, ma per la città di Calatrava e ringrazio ancora l'associazione Tipiche, in primis il mio carissimo amico e collega Rosario Vivona, perché ha voluto veramente col cuore la realizzazione di questo corso e quindi io lo ringrazio veramente di cuore. E volevo ricordare a tutti quelli che ci ascoltano che Peppe Gerbino è un componente del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana che è nata qualche anno fa. I lavori dell'Accademia? C'è in programma per ora naturalmente anche Nino Barone fa parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, è giusto puntualizzarlo, quindi sai quello che stiamo facendo. Per ora c'è in cantiere una grammatica di base comune che dia le prime nozioni, diciamo una grammatica elementare, chiamiamola così, con le prime nozioni per approcciarsi a quella che è la lingua siciliana scritta.